Caso Venezzi, insulti e minacce di morte sui social, la denuncia delle lavoratrici e dei lavoratori della Fenice che sulle accuse della direttrice d'orchestra dicono mai bullizzata. Con la Bianchi dice solidarietà ai dipendenti minacciati. Parla l'esercente che a Venezia ha sventato un borseggio ed è stata aggredita dai baby ladri. Li conosciamo, dice, ma fanno quello che vogliono e restano impuniti. Risveglio con paura questa mattina alla Madonna dell'Orto a Venezia, un barchino è andato a fuoco, ferito il proprietario, portato al pronto soccorso con la mano ustionata. Agrivoltaico selvaggio in Veneto, presidio e incontro dei comitati con la Giunta, ha chiesto di ridurre le aree utilizzabili e maggiore tutele per territori residenti, ora servono i fatti, dicono. Si chiamano impianti cocleari, operazione che permette il recupero di sordità profonde. Il civile di Venezia appunto a diventare centro di riferimento in Italia per la otochirurgia. Per una settimana la nostra rete trasmetterà il TG Sicurezza, video e contenuti multimediali realizzati da 9 istituti del territorio, le premiazioni all'M9 di Mestre. Ben ritrovati, il telegiornale di Venezia, ben ritrovati a voi telespettatori di Antenna 3, i titoli sono questi, vediamo subito il sondaggio, rivediamo il sondaggio se avete seguito anche il telegiornale del Veneto, sondaggio che avrà come sempre il suo esito a ring, che riguarda il caso ancora una volta dei migranti e dei rimpatri volontari, nonostante il correttivo del governo nell'ultimo Consiglio dei Ministri continua a far discutere infatti la misura degli incentivi economici agli avvocati per i rimpatri volontari contenuta nel decreto sicurezza. Vi chiediamo, migranti, incentivi agli avvocati per i rimpatri volontari? Sì, 0422 162 6691 oppure no, 0422 162 6690. Sono già molte le telefonate, continuate a chiamare per dire la vostra e poi questa sera a ring l'esito. Tra i tanti temi di cui si tornerà a parlare ovviamente c'è anche il caso Venezzi che resta di attualità perché le maestranze, le lavoratrici e i lavoratori della Fenice denunciano di essere stati insultati e minacciati di morte sui social, lavoratori che rispondono anche alle accuse dirette della Venezzi dicendo mai bullizzata. Chi veramente deve sentirsi offeso e perseguitato sono i lavoratori del Teatro della Fenice che nelle ultime ore hanno ricevuto via social pesanti offese e addirittura minacce di morte. Minacce di morte, insulti e una raffica di attacchi sui social e questo è il nuovo fronte di tensione che scuote il Gran Teatro La Fenice di Venezia dopo la rescissione del contratto di Beatrice Venezzi. L'RSU denuncia un clima sempre più pesante e parla apertamente di minacce anche di morte ricevute online a lavoratori e lavoratrici del teatro, tanto da aver affidato la vicenda ai propri legali. Ma non basta. I delegati sindacali respingono ogni accusa di attacchi personali nei confronti della maestra Venezzi o di altre figure istituzionali, dicono. La signora Venezzi non perde occasione per attaccare i lavoratori del Teatro La Fenice. Nelle sue ultime dichiarazioni ci accusa di averla calunniata, offesa e bullizzata. Ovviamente rispediamo al mittente queste accuse. Abbiamo sempre parlato di questioni di metodo e di merito. Sulla vicenda ormai divenuta caso politico interviene in queste ore il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che difende la direttrice d'orchestra e lo stesso sovrintendente. Con la Bianchi ha scelto in autonomia. Reputavo arrogante la sinistra quando lo contestava perché aveva nominato Beatrice Venezzi. Non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare su chi, con la solita autonomia, ha scelto diversamente. Conclude così Bignami da Montecitorio, riaccendendo ulteriormente lo scontro politico sulla vicenda. Nel frattempo resta aperta la questione contrattuale alla Venezzi, come puntualizza da Ring Nicola Talmi, CGIL. Nei giorni scorsi si era incontrato con Colabianchi per discutere sul rinnovo della RSU. E io gli ho fatto la domanda precisa:
Ho detto, ma esiste un contratto con la dottoressa Venezzi? Perché quello è il tema, no? E lui in quell'occasione, quindi riunione ufficiale, insomma, mi ha risposto che sì, c'è. E quando abbiamo chiesto di poterlo vedere, ha detto a tempo debito. E mentre la Venezia interviene con una nota dicendo che la rescissione delle sue collaborazioni con la Fenice andrà chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno, annunciando implicitamente battaglia legale, altrettanto fa sapere Colabianchi tutto sarà affrontato nelle sedi dovute, dice tramite il suo ufficio stampa. Vero è che se si arriverà ad una battaglia giudiziaria e a un eventuale risarcimento, il tema vero è: chi pagherà il conto? Non vorrei anche che per colpa di Colabianchi dovessimo pagare anche qualche penale. E intanto lo stesso Colabianchi è intervenuto non sulla questione contrattuale, e si era già espresso nelle frasi che ha raccontato la nostra Anna Maria Parisi, ma sulla questione delle minacce di morte. Ha detto: esprimo la mia più ferma e sincera solidarietà a tutti i dipendenti del teatro che in questi giorni sono stati oggetto di minacce anche di estrema gravità sui social del teatro e sui profili social personali. Tali episodi sono inaccettabili, ha detto Colabianchi, e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte, ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza della nostra comunità. Confido, prosegue Colabianchi, che si possa ristabilire in tempi rapidi un clima sereno e costruttivo. Così Colabianchi in queste ore. Non è sereno il clima in centro storico a Venezia per colpa dei borseggiatori, che sono sempre più giovani, e chi ne è vittima, soprattutto l'esercente ad esempio, che è stata aggredita perché cercava di evitare un borseggio, racconta e si sfoga tutta la impunità e tutta la impotenza che provano. Noi non possiamo toccare loro niente, invece noi si tocca loro fa a noi andare a carriera, invece loro si può fare noi tutto. Mi dispiace tanto, il cliente viene qua, fa viaggio, rovina tutto. A parlare la titolare di origine cinese del bar-ristorante in Campo San Polo a Venezia, che ci mostra i graffi e i lividi al braccio frutto dell'aggressione, l'ennesima, subita da alcuni borseggiatori che la donna ha fermato mentre tentavano di scippare dei turisti. Sappiamo benissimo chi sono, ci racconta, e sono giovanissimi. Passano, ci mancano di rispetto, ma nessuno può far nulla. Tutti i giorni passa qua perché ruba le clienti, portare via borsa. Noi sempre non fa entrare nel mio campo, poi loro stanno là a rubare, noi diciamo qualcosa, loro prende tutte le volte quando passa, porta faccia, sempre tutte le volte passa qua perché noi sempre diciamo no, non fai avvicinare il nostro cliente, non fai sedere, loro prende con noi, capito? Minaccia noi. In zona gli esercenti ormai riconoscono i borseggiatori che, come noto, si dividono le zone della città. Conosco le facce perché sono i stessi, tutti sono gli stessi paesi. Sono tanti, pieno di Venezia, sono tanti pickpocket e danno fastidio per turisti, tutte le calle, stretta, poi anche supermercato, in giro. Loro vogliono solo cash tutti i giorni. Tutta giornata anche le sere, forse loro fanno turno, non lo so come fanno, però sono tanti. La rabbia tra commercianti e residenti è tanta perché, dicono, questi borseggiatori possono agire indisturbati senza essere puniti. La legge per loro non fa niente, noi non possiamo anche toccare loro niente. Guarda, io qua tutti i ragazzi, noi non abbiamo toccato loro niente, solo loro. Perché guarda, quando tu fai denuncia, tu stai là, denuncia, loro già andano fuori, cosa conta? Non conta niente, è giusto. Una barca che va a fuoco, un'alta colonna di fumo nero, paura questa mattina proprio in centro storico a Venezia. Poco dopo le 6 lo scoppio del motore di una barca ormeggiata nel Rio alla Madonna dell'Orto a Venezia ha svegliato i residenti, spaventato i turisti che alloggiavano nell'hotel poco distante e i degenti dell'ospedale Fatebenefratelli Fratelli. La colonna di fumo denso e scuro era visibile dal Ponte della Libertà. Dalle prime verifiche è risultato che l'incendio sarebbe divampato mentre il proprietario stava lavorando alle parti elettromeccaniche dell'imbarcazione. L'uomo, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso con un ustione alla mano. Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che, una volta domate le fiamme e messa in sicurezza l'area, hanno rimosso l'imbarcazione che rischiava di affondare. L'incidente è avvenuto all'ingresso degli spazi della SD Voga.
Nuova protesta questa mattina a Venezia contro l'agrivoltaico, soddisfatti i rappresentanti dei comitati di Eraclea, Torre di Fine, Via d'Azeglio, Marocco di Mogliano, Cassolaro, Favaro Veneto e Tessera, ricevuti dagli assessori regionali allo sviluppo economico Bitoncio, all'agricoltura Bond e dal vicepresidente della regione Pavaneto. Il passo in avanti odierno, ha dichiarato Fabrizio Maritan, referente del comitato di Eraclea, è il provvedimento che la regione sta predisponendo, andrà in consiglio entro un paio di settimane. Chiediamo che vengano recepite le nostre istanze, tra cui il rispetto della distanza di 500 metri dai centri abitati. Il vicepresidente Pavaneto si è impegnato formalmente a incontrare le singole parti, società e proprietà di terreni. Alle parole ora però devono seguire i fatti, ha concluso Maritan. E devono seguire i fatti anche sulla sicurezza sul lavoro, lo dicono da tempo i sindacati che oggi in occasione della giornata mondiale sul tema hanno fatto un focus sulla situazione. Quello che vediamo è questo zoccolo duro di accadimenti, di infortuni che avviene tutti gli anni e che ormai si sta stabilizzando attorno alle 70.000 denunce all'anno tutti gli anni, da cui sembra non riuscire a venirne fuori. Questo sicuramente è forse il limite più importante. A fronte di una quota importante di infortuni sul lavoro in Veneto, la CISL regionale ha organizzato un incontro al capannone del petrolchimico di Marghera in occasione della giornata mondiale dedicata al tema. Secondo lo studio effettuato, non solo i dati non confortano, addirittura non vedono miglioramenti. Non riusciamo ad uscire, cioè abbiamo visto un leggero aumento negli ultimi 3-4 anni soprattutto, ma di nuovo quello che preoccupa è il fatto che non si riesce ad andare sotto determinati numeri. La CISL rilancia la necessità di non abbassare la guardia. Diffondendo la cultura della responsabilità e diffondendo la cultura della formazione. L'investimento in formazione non è un costo per le aziende, è il dovere anche nel rispetto delle norme, ma soprattutto della tutela dei propri dipendenti, perché ogni qualvolta succede un infortunio grave o meno grave, una malattia professionale, un morto, poi si scarica sulla società e quindi paghiamo tutti, non solo i datori di lavoro. La responsabilità deve essere di tutti. Ma diffondere la cultura nei luoghi di lavoro non è sufficiente, spiega il segretario nazionale. C'è un secondo aspetto, dobbiamo rafforzare la rappresentanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel territorio. Noi come CISL siamo convinti che la rappresentanza possa, le RLS, le RLST sono un presidio e delle sentinelle che aiutano lavoratori e lavoratrici a non avere infortuni. Spesso si parla degli infortuni accaduti, ma molto spesso non si parla del grande lavoro che fanno loro quotidianamente e degli infortuni che sono in grado di prevenire con la loro presenza. C'è stato anche il flash mob questa mattina della CGIL a Venezia in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Dopo un concentramento in campo San Bartolomeo è stato esposto uno striscione, lo vedete sul ponte di Rialto. A Venezia, sottolinea il sindacato, nel 2024 denunciati più di 12.000 infortuni, in aumento rispetto agli 11.000 del 2023. Il dato resta superiore anche ai livelli del 2020. La parte più rilevante riguarda la gestione industria e servizi con oltre 9.900 denunce. Questi i dati della CGIL. Torneremo a parlare fra poco di infortuni sul lavoro, ma poi c'è anche ovviamente la corsa alle amministrative. Per il centrodestra si è presentata la lista di Forza Italia, 36 candidati con capolista l'assessore comunale uscente Michele Zuin. Abbiamo fatto una bellissima lista, un mix tra giovani e persone di esperienza. Ci proponiamo a entrare in consiglio comunale e soprattutto andare al governo di questa città. È una lista bella, forte, piena di entusiasmo e per cui adesso stiamo correndo tutti quanti. Presentata a Mestre la lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Simone Venturini. 36 candidati con capolista l'assessore comunale uscente al bilancio società partecipate Michele Zuin, lidense, che evidenzia come si lasci alla prossima amministrazione un bilancio in ordine. Un punto d'orgoglio perché non è mai successo che chi arriva avrà 25 milioni di avanzo appena dichiarato dal Consiglio pochi giorni fa da implementare e da spendere nel 2026, più abbiamo ancora i fondi del Qatar, per cui a chiunque arriva, speriamo che siamo noi,
avrà sicuramente una situazione dove potrà partire immediatamente senza dover fare come abbiamo fatto noi, a rimettere a posto le cose negative che ci hanno lasciato. Al centro del programma i residenti, il turismo sostenibile, le infrastrutture, la mobilità acquea e non solo. Anche a governare problemi anche molto importanti come quello della sicurezza, come quello del benessere dei cittadini, quello del sociale. E quella insomma di avere una città che va avanti, che progredisce rispetto a quelli che sono i no del centro-sinistra. E a chi critica il lavoro svolto negli ultimi anni, Zouin risponde. Non hanno visto cosa sta succedendo fuori e che quello che succede a Venezia è veramente pochissimo rispetto a quello che succede fuori, che abbiamo comunque governato delle cose come il turismo col contributo d'accesso, che poteva essere molto peggio il turismo, perché se guardiamo Roma, Firenze hanno gli stessi nostri problemi decuplicati. Sulla sicurezza c'è sicuramente ancora molto da fare, il candidato sindaco Venturini ha annunciato l'assunzione di altri 200 vigili, certo che non è solo un problema dell'amministrazione comunale ma di un coordinamento con tutte le forze dell'ordine presenti dallo Stato. La sanità, il civile di Venezia punta a diventare centro di riferimento in Italia per la otochirurgia, vediamo come. Si chiamano impianti cocleari, sono dei piccoli apparecchi come questo, permettono di recuperare l'udito in casi di sordità profonda o severa, con l'ospedale civile di Venezia che si afferma come centro di riferimento d'Italia per la otochirurgia, cioè per la cura della capacità uditiva. Qui al Civile dall'11 dicembre scorso ad oggi installati i primi impianti a 2 bambini, tra cui una bimba veneziana di 10 anni e 7 adulti, molti dei quali provenienti da fuori regione, quali Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria. I primi 9 impianti cocleari fatti proprio qui all'ospedale Civile di Venezia da un'equipe composita di medici provenienti da tutti gli ospedali dell'US 3. Questa è la novità, sono i primi 9 di un percorso però composito fatto di una parte diagnostica che viene fatta a Venezia dalla professoressa Santarelli, bisogna diagnosticare l'ipoacusia, il fatto che non ci sentano e poi stabilire un percorso complesso, con supporto complesso e un intervento chirurgico per l'impianto cocleare che può essere in un unico orecchio o ad entrambi gli orecchi. Gli impianti cocleari sono una specie di pacemaker che si inseriscono sottocute. È uno strumento sottilissimo e flessibile, prettamente fatto di silicone, cioè l'elettronica è nascosta all'interno e quindi è flessibile e morbido e si fa fatica a palpare con le dita, cioè una volta rimossa la parte che è esterna che si chiama esoprotesi, la parte esterna invece è il vero processore, è quella che contiene i microfoni, una piccola, io dico sempre una piccola castagna per dare un'idea anche della dimensione, che viene scelta chiaramente del colore più opportuno per i capelli del paziente. Il servizio chirurgico di otorinolaringoiatria della ULSS 3 Serenissima prevede l'integrazione tra le diverse strutture ospedaliere veneziane, mettendo in rete Mestre, Venezia, Milano, Dole e Chioggia, con i medici che si spostano da un ospedale all'altro per mettere a proprio agio il paziente. L'importanza dell'intervento precoce, specie nei bimbi con problematiche uditive di grado profondo, al fine di prevenire disturbi legati allo sviluppo del linguaggio. Per l'impianto cocleare tra i 9 mesi e i 12 mesi di vita è un'epoca, diciamo, ottimale per l'applicazione di un impianto cocleare. Da giovedì Antena 3 trasmetterà dopo la prima edizione il TG Sicurezza, parliamo di sicurezza sul lavoro proprio in questa settimana a partire da oggi con la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Da giovedì l'appuntamento dopo la prima edizione per questo speciale TG, iniziativa del progetto Scuole Geniali, con video e contenuti multimediali realizzati da 9 istituti del territorio, quindi dagli studenti, gli studenti che creano il TG Sicurezza. Stamattina le premiazioni all'M9 di Mestre, vedremo il servizio nel telegiornale di Treviso su questo TG Sicurezza, molto importante, da giovedì su Antena 3 dopo la prima edizione, quindi alle 13:30. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci.